life for a living. Oh, ease my mind, ease my mind. Tell me I'm forgiven. Ease my mind, oh, ease my mind. Oh, stay close, don't go. I gotta know. Or until tomorrow, I'll be staring out the window thinking, please keep us safe, keep us safe. Until tomorrow, I'll be watching every shadow thinking, please keep us safe, keep us safe. La sesta giornata della riunione primaverile all'ippodromo di Chirivani ha aperto i battenti con il successo di Silent Truth montato da Michael Rossini. Il maschio italiano ha lasciato strada al debuttante e atteso Ral dell'Algher che si giocava il suo esordio in avanti, pedinato come un'ombra dal rivale annunciato, con gli altri costretti ad inseguire. In retta finale Ral dell'Algher paga gli sforzi iniziali e nulla può sulla falcata esplosiva di Silent Truth. Si allarga per portare l'attacco ai 200 conclusivi Sedetrat che tende a passare. Sedetrat passato con all'interno la Gana e Ral dell'Algher. Sedetrat che alla seconda timbra. Terza, a contatto finisce la Gana dell'Algher, al quarto posto ha concluso Danielina. Silent Truth da Affaire Solitaire e Going Around ottiene nel secondo tentativo la prima vittoria in carriera per la felicità di tutto il suo entourage riconducibile ai colori della scuderia del signor Marcello Piergiorgio. A fine gara le parole di Michael Rossini e quelle del preparatore mattutino Gianluca Mureddu. Michael, ciao Bruno. Michael, Sì. seconda al debutto. Secondo al debutto che veniva corta, anche 1200 è corta secondo me. Oggi poi ha più esperienza degli altri, ho già debuttato, ma proprio facile, un lavoro della mattina diciamo. La cosa che è piaciuta è quando l'hai preparata allo scatto. Sì, no, poi fa tanta distanza lui, quindi si ingambava sempre, ha risparmiato tantissimo, ha vinto comodissimo diciamo. Quindi anche per il futuro Sì. la distanza nelle sue Fino a corde. 1500-1600 benissimo. Complimenti. Ciao, grazie. Gianluca Mureddu è uno dei soci proprietari Raimondo. Gianluca, ben ritrovato su sportriver.biz. Silent Truth l'abbiamo visto quest'inverno, c'era già nelle parole di Gabriele fiducia e oggi ha dimostrato tutto il buono che ha fatto fino ad oggi. Sì, un cavallo diciamo che vale, però non è un cavallo da queste distanze principalmente, è un cavallo che viene dopo i 1200, da 1600 in su, è un cavallo buono per quello. Poi insomma abbiamo corso, erano in Pucchi, una Maide, si riposa fino all'ultima giornata. Senti, italiano, quindi bene così, secondo e primo, anche l'altra volta è stato battuto però da una importata, quindi per monetizzare va bene anche le brevi distanze, perché poi tocca precipitarli puledri qua, soprattutto in Sardegna per via del programma e tutto. Futuro 1600 in su. Sì, sicuramente sì, per ora corriamo l'ultima giornata, adesso non so, mi sembra un 1200, ci adeguiamo per forza, poi le distanze crescano, quindi siamo un po' più avvantaggiati, lui è un po' sacrificato in velocità. Affaire Solitaire, la mamma ha vinto 14 corse, si conferma anche la linea, quindi bene così anche per l'allevamento di questo cavallo. La linea, quando mi ha chiamato la Viliani ho guardato la linea, è una buona linea, il cavallo alla fine gli è rimasto per altri motivi, quindi abbiamo deciso poi in questi soci di prendere il cavallo. Comunque siamo contenti, ha già dimostrato dall'inizio che c'era materiale per lavorare. Sì, è una bella soddisfazione vincere con i 2 anni italiani. Quindi. È una grande, infatti è quello che sbagliamo noi, sarebbe più valorizzare il cavallo italiano, è quello che sbagliamo, andiamo sempre fuori a comprare, ma abbiamo delle buone linee anche noi. Sì, lui ha Affaire Solitaire, ricordiamo. Gianluca, complimenti anche per l'altra volta, per il doppio di Bella Gioia, tanti piazzamenti, insomma bene così, bocca al lupo per il futuro. Grazie. Fate placed us together. Oh, tell me why. Oh, tell me why. So if you can't face forever, then tell me lies. Oh, tell me lies. Oh, stay close. Don't go. Il discendente che metteva a confronto i fondi inglesi di 4 anni ed oltre sui 1800 metri ha avuto il suo epilogo finale dopo esserci stato l'intervento dei commissari di gara che distanziavano dal primo al secondo posto Viollet Leduc a favore di Aster.
L'episodio incriminato è questa deviazione 200 finale di Viollet Leduc con in sella Angelo Godani, che converge in modo repentino verso la corda dove si era sistemata Aster con Nino Murru. Il regolamento in questi anni abbiamo imparato a conoscerlo meglio, in virtù di altri episodi simili la decisione presa dalla giuria è quella giusta, pur restando abbastanza opinabile. Peccato per Viollet Leduc, sarebbe stata la 10ª in carriera, ma resta comunque una buona prestazione della pupilla del team Mullanu, sicuramente amareggiata a fine gara. Aster, da Pantuosco e Bonita Reina, ottiene così la 3ª vittoria in carriera, migliorando di gran lunga le precedenti uscite. Il quadro è stato completato da Artigiano e Barbarella. A fine gara le voci di Nino Murru e quelle di Christian Pinna in rappresentanza del team del fratello Fabrizio. Aster comunque, perché prima non ti abbiamo intervistato, 2 battute veloci. Ma nulla, Aster quando si entra, a parte ha corso alla grande, la cavalla era in progresso, Christian e Bice me l'avevano detto, mi ha fatto per montarla un filino più in retrovia perché l'altra volta forse un pochettino troppo sacrificata correndo tra le punte. Oggi l'ho montata così, mi è piaciuta molto, bella cavalla, è venuta molto avanti. Mi dispiace che abbiamo vinto a tavolino perché sempre una vittoria, però vincere normale è sempre meglio, però vinceva uguale, è andata veramente bene la cavalla oggi. A volte te la tolgono, a volte te la danno. Sì, infatti, quindi oggi mi è andata bene, dai. Christian Pinna, per la vittoria di Rombodeghenta, ma ti strappo 2 parole anche sulla vittoria di Aster, che seppur a tavolino ha dimostrato di venire avanti rispetto alle ultime 2 uscite. Sì, è venuta avanti perché non è entrata tardi in allenamento, ma sta prendendo la condizione, ci aspettavamo dei progressi. Eravate fiduciosi prima della vigilia? Sì, una bella piazza, sì. Fate placed us together. Oh, tell me why. Oh, tell me why. So if you can't face forever, then tell me lies. Oh, tell me lies. Oh, stay close. Don't go. La condizionata sui 1800 metri riservata ai fondi inglesi di 3 anni risultava un valido test in vista dell'internazionale del prossimo 12 giugno. Test che l'attesa Corea dei Sedini ha superato a pieni voti, stravolgendo i suoi piani tattici e quelli degli avversari. Rispetto alle prime uscite, l'allieva di Salvatore Muroni Jr. ha colto una partenza brillante nelle mani del suo interprete Filippo Ezza, guadagnando in breve steccato il leadership della corsa, che la vedeva incrementare il suo vantaggio metro dopo metro. Ciccala ha provato a tenere botta, seguita da Cumbegnosa, Chopin e Comparsita del Monte Acuto. La battistrada ha proseguito spedita come una freccia nella sua galoppata inarrestabile, demolendo tutte le frazioni. Ai 300 finali il margine accumulato da Corea dei Sedini è stato sufficiente per raggiungere la meta e tenere a bada un positivo Chopin, finita a meno di una lunghezza. Ad intervallo per il terzo si manteneva Cumbegnosa su Comparsita del Monte Acuto. Per Corea dei Sedini, da Quintilius e Quasade dei Sedini si tratta del secondo successo di fila. A fine gara le impressioni del jockey Filippo Ezza, del trainer Salvatore Muroni Jr. e quelle del proprietario e allevatore Pancrazio Piano. La fate vedere questa cavalla? Anche per il pubblico? Sì. Vieni Filippo, prendi il tutto. Filippo Ezza, non era un fuoco di paglia il debutto, la vittoria dell'altro giorno? No, ce la sentivamo, la verità. Poi con la distanza 1800 viene ancora meglio lei. Senti, una corsa pazzesca, davanti, parziali infuocati, oggi ha corso davvero. Sì, l'ho portata lì avanti perché temevo gli altri, un paio di cavalli, avevo paura. Non volevo andare a fare andatura, però è capitato lì il posto, l'ho fatta scorrere da sola come voleva e è arrivata bene. Ora per forza l'internazionale. Certo, subito andiamo lì. Ok, Filippo, complimenti, 3ª vittoria stagionale. Grazie. Hai battuto ogni record, complimenti. Grazie, buona giornata. Salvatore Muroni Junior al training di Corea dei Sedini, oggi l'ho detto bene. Senti, una corsa pazzesca, ne parlavo con Filippo, andature infuocate, lei ha retto fin sul palo, questa cavalla può correre sia da dietro che da davanti, ha dimostrato. Sì, ha dimostrato quello di correre in tutti i modi, però oggi c'aveva ordine di correre dietro, di stare quinto, sesto al massimo, invece gli è scappata e come andava a tirarla cercava di allargarsi un po', meno male, è riuscita a tenerla alla fine. Sì, in fondo era anche fisiologico pagare un po', però ha retto bene, ha vinto più facile secondo me di quanto appare.
Sì, sì, ha vinto più facile di quanto sembra, però a 1.800 lei li tiene bene, anche i 2000, 2004 anche fa tanta distanza. Speriamo, abbiamo una campiona. Senti, ora testa all'internazionale, si candida come una delle protagoniste, questo è un numero da circoletto rosso, avrà l'attenzione di tutti, quindi si ritorna protagonisti in una corsa importante. Sì, sì, ci proviamo. Tu l'altra volta metti la distanza, sensazioni? No, la distanza c'è, la distanza la fa bene, anche i 2000, 2004 li fa bene. Poi adesso bisogna vedere quanto tiene la condizione, speriamo. Speriamo tutti. Ok, avete impacchettato 2 vittorie, quindi bene così, e ora siete dei protagonisti, ma è ovviamente anche logico dopo 2 vittorie del genere. Complimenti Salvatore, in bocca al lupo per il futuro. Grazie a tutti. Signor Pancrazio Piana, ci ritroviamo a distanza di 15 giorni, questa volta con una bella vittoria, non era un fuoco di paglia, un numero da circoletto rosso, una cavalla sicuramente molto interessante. Certamente la cavalla è interessante, adesso vediamo di cercare di mantenerla in salute, soprattutto questo, e scegliere le corse più opportune. Vediamo, la stagione è lunga, abbiamo cominciato col piede giusto. Si vedrà, siamo sempre lì, si vedrà. Abbiamo abbondantemente detto l'altra volta, però questa oggi ha dimostrato davvero di essere una cavalla di classe, perché vincere così da un capo all'altro e non giocando, imponendo il proprio ritmo alla corsa, reggendo in fondo, è una vittoria sicuramente che la lancia come protagonista del prossimo internazionale. Diciamo che la cavalla ha fatto una corsa opposta a quella dell'altra volta, questa volta invece di essere dietro è partita subito avanti, anche perché siccome la cavalla era un po' in calore, diciamo, quindi avevamo paura che poi alla fine non reggesse. Infatti alla fine un pochettino è scesa un po' di tono, ma aveva preso talmente tanto vantaggio e quindi diciamo è riuscita a portare a casa questa vittoria. Magari quando la cavalla è più tranquilla, perché sa, quando i cavalli sono in calore sono un pochettino così, forse vedremo di fare qualche cosa di meglio, ecco. Meglio di così c'è solo da continuare. Beh, se la cavalla sta in salute cercheremo di continuare a fare qualche cosa anche per portare sempre avanti il nome della scuderia del paese di Sedini, che diciamo io sono un po' orgoglioso di avere la scuderia dei Sedini, perché anche per il paese è una soddisfazione, ecco. 98 anni di selezione premiata oggi nel 2021 ancora, quindi tanti complimenti all'allevamento, ai colori e anche alla passione. Grazie e continuiamo, vediamo un po', dai. Arrivederci, grazie. Until tomorrow, I'll be staring out the window thinking, please keep us safe, keep us safe. Until tomorrow, I'll be watching every shadow thinking, please keep us safe, keep us safe. La reclamare riservata ai purosangue inglese di 3 anni ed oltre sui 1600 metri ha visto assoluto protagonista il team della San Giuliano, che piazza sul podio Crastu dell'Algher, Patita dell'Algher e Akenta dell'Algher. La vincitrice Crastu ha recitato al meglio il ruolo di favorito, calibrando il consueto percorso d'avanguardia nelle mani ispirate di Nino Murro. Ma impensierita, Crastu dell'Algher si è presentata con tanto da spendere addirittura d'arrivo, finendo in controllo sulla compagna Patita. Crastu dell'Algher ancora al comando, Crastu dell'Algher su Patita dell'Algher che ci prova all'esterno, Crastu all'interno, Patita all'esterno, Crastu che resiste, Crastu che risolve da un capo all'altro, precedendo Patita dell'Algher, Akenta dell'Algher, quindi tripletta per la scuderia San Giuliano che ai primi 3 posti piazza i suoi 3 rappresentanti in corsa. Dietro il trio della San Giuliano si è piazzata Offsider. Per la baia di 5 anni da Gale Forsten e Gemas Delight si tratta della 6ª affermazione in carriera, mentre per la San Giuliano è la prima volta che piazza i primi 3 posti proprio Alfieri, cosa riuscita solo alla scuderia di Antonio Fisio Pina nel recente passato. A tal proposito le impressioni del signor Domenico Manca, del morning jockey Leonardo Chessa, precedute da quelle di Nino. Sì, grazie dall'Algher, anche questa è una formalità perché era favorita già dai partiti. Sì, vabbè, lei oggi diciamo che era la cavalla da battere per tutti. Per le compagne di scuderia. Si è ripetuta, abbiamo fatto tripletta,
siamo tutti contenti, c'è anche il signor Domenico oggi a farci, Sì. a farci visita e nulla, dai, si procede bene. Complimenti Nino. Dai, grazie. Leonardo Chessa, oggi è un giorno speciale per la San Giuliano, prima tripletta della sua breve ma intensa carriera di colori, proprietario e entourage. Krastu, partita a Akenta, giusto? Giustissimo. Guarda, sono più contento per il terzo posto di Akenta, perché poverina viene da un grosso infortunio e rientrava oggi dopo un sacco di mesi che era ferma e qualche mese fa l'avevo vista in allevamento che procedeva tutto bene. Con signor Manca abbiamo deciso di riprovarla, di dargli un'altra chance e ci ha ripagato, dai. Sì, Krasu era già favorita ai partenti dopo il bel numero dell'altra volta 1.800-1.600 la sua distanza. Per Krasu abbiamo già parlato abbondantemente, forse gli manca la vittoria fuori, ma qua in Sardegna vale la prima categoria. Lei è molto fedele alla sua terra, non si può far notare fuori. Bene, dai, purtroppo è una cavalla che non è che fuori gli manca la vittoria, perché se si vuole si vince. È che ho destinato un lotto di cavalli per correre qua e un lotto li sto portando un po' nella penisola e lei per correre bisognerebbe un attimino metterla sulla sua categoria, e metterla sulla sua categoria comporta non correre le corse qua e se no ci grava sempre sul peso, ecco. Certo, analisi poi personale, queste sono dinamiche della scuderia. Leonardo, complimenti per la tripla, per la non so a che numero siete, comunque bravi. Grazie. Domenico Manca, i colori della San Giuliano, una giornata magica perché un triplo è già difficile vincerne una, poi piazzarne altre due dietro. Krastu, partite a Kenta hanno scritto un po' la storia di questa scuderia. Sì, è vero, sia Krastu soprattutto insomma, sta molto bene, in forma, poi i 1.600 sono più adatti a lei. E diciamo che anche partita è andata bene perché ha le doti e caratteristiche anche lì per quella distanza. A Kenta ha fatto un buon rientro dopo 8 mesi di fermo, quindi sono contentissimo proprio per Akenta perché è una cavalla da 2000-2004 e quella ci dovrebbe dare grandi soddisfazioni in futuro ancora. Sì, poi Krastu sicuramente è una cavalla di qualità, le altre due dovranno un po' seguire le sue orme ma sono sulla buona strada. Senta, una domanda, un riepilogo un po' di questa stagione che vi ha visto protagonisti un po' anche nella penisola e questo è importante per la Sardegna. Sì, diciamo che abbiamo tentato di varcare il terreno, ci siamo riusciti molto bene. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati e questi risultati ci hanno dato ragione che la Sardegna non è inferiore a nessuno per quanto riguarda i grandi colossi che si dipingono nella penisola. Lottiamo ad armi pari anche con loro, non abbiamo problemi. Ci vuole coraggio, noi ci siamo armati di coraggio, andiamo fuori, speriamo di vincere ancora, ce lo auguriamo perché il cavallo purtroppo ti fa bugiardo, però sinceramente devo dire che ci sogno sempre. Sì, gli facciamo i complimenti per il terzo posto di Memo dell'Alghel, abbiamo già omaggiato in riferimento ovviamente a Regina Elena, glieli facciamo di persona perché anche lei ha scritto una pagina importante dell'Ippica Sarda, primo cavallo allenato in Sardegna a piazzarsi nel Regina Elena che è una corsa di selezione storica, un gruppo 3, prima era gruppo 2, comunque in Italia vale come un gruppo 1. Sì, speriamo sia la prima e non l'ultima, ma speriamo che se ne aggiungano altre. Questo è nei nostri sogni e nei nostri intendimenti. Poi la nostra squadra lavora molto bene, è una squadra molto, molto affiatata e diciamo che secondo noi potremo andare anche più in là. Ok, ribadisco i complimenti per tutto quello che è stato fatto fino ad oggi e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, grazie molto gentile. Grazie. Is there a moment there in love we ever thought
Altra prova che incammina verso l'internazionale era la condizionata riservata ai purosangue arabo di 3 anni sui 1600 metri, vinta da un superbo Caronte dal fantino Nino Murru. Canio assumeva l'iniziativa e di buona lena indicava la via, seguito dalla coppia di scuderia Clauriete e Caronte, poi Cleopatra Nulese e Cribio di Gallura, che perdeva qualcosa in avvio. Canio manteneva il comando avvicinato da Caronte, ma completata la piegata conclusiva, Canio scarta verso l'esterno, coinvolgendo anche Caronte che in quel momento era ai lati del rivale, mentre all'interno vola via Cribio di Gallura che sembrava avere ragione. Ma una volta messo in assetto, Caronte produce uno scatto secco, quasi da fermo, una progressione terrificante che travolge Cribio di Gallura nei pressi del traguardo. Per il terzo, una buona Cleopatra Nulese precedeva un ancora verde Canio. Caronte da Filindeu e Opera trova la prima vittoria in carriera per la soddisfazione di tutto il team di Piero Cossu, sentita a fine gara assieme a Nino Murru. Per il jockey di Sindia una tripletta amara, macchiata dalla squalifica di 26 giorni che lo costringerà a saltare l'internazionale. Io non l'ho mai montata la bellina, puro sangue arabo. No, puro sangue buono. Nino Murru, a trick di giornata, Caronte si è rifatto sul Cribio dopo il debutto un po' così sfortunato, diciamo. Ma senti Bruno, vabbè, con Piero me l'aveva annunciato in forma il cavallo, l'ha rispettato, è venuto avanti dopo il debutto. Il dubbio era lo steccato, perché col 14 di gabbia non sai mai come può venirti una corsa. È stato molto brillante, ho trovato, non so chi era, Canio, che non ha girato e poi ha fatto il numero. Che recupera quelle lunghezze lì, fermando e tornando dentro, vuol dire che sotto hai qualcosa di discreto. Sì, anche lui prenota all'internazionale, è piaciuto. Purtroppo non lo potrò montare, sono appiedato 23 giorni. Mi è arrivata la squalifica di Sassari dell'anno scorso, più 3 giorni di oggi. Rientro il 25 a Sassari. E questa è purtroppo una brutta notizia per te, però il cavallo sicuramente correrà e sarà tra i protagonisti di sicuro. Complimenti Nino, 8ª stagionale se non sbaglio, quindi bravo. Sì dai, bene dai. Piero Cossu, ai colori e all'allevamento di Caronte, l'avevamo visto quest'inverno, quindi porta bene venire in scuderia. Allora bisogna che venga più spesso Bruno, dai. Mi metti sotto contratto? Vedi tu. Senti, un cavallo che eri molto fiducioso, proprio in quell'intervista si vedeva che eri... un cavallo discreto, un buon cavallo. Ci avevi aspettative oggi, un secondo e un primo, la tua linea che continua? Il blu, oggi ripeto, è stato anche un po' danneggiato, se no la vinceva bene questa corsa, l'ha vinta bene uguale, che ti fa un pezzo del genere vuol dire che le gambe li muovi un po' Bruno. Contentissimi. Oggi ci ha dato la conferma che è un cavallo discreto, dai, se resta sano ci divertiamo. Senti, ora prenota all'internazionale obbligatoriamente e appuntamento al 12 giugno. Se Dio vuole, se tutto va bene, sì. Senti, lui è un Filindeu, anche su questo eri molto fiducioso proprio sul podio. Perché è un gran cavallo, ma non perché sta galoppando il mio, lo dimostrano tutti i figli, Bruno, guardaci, sono pochi i figli di quello stallone che non hanno vinto, vuol dire che dà. Sì, Amur nel 2019, Bellagio nel 2020, la domanda è 2021 Caronte. Speriamo che faccia la carriera di quei due, anche se la vedo dura, però speriamo che, grazie Gian, speriamo che la faccia Bruno. Non resta che complimentarci con voi, con tutto il team e in bocca al lupo per il futuro. Crepi, grazie Bruno. So stay with us, you're safe with us. Or until tomorrow, I'll be staring out the window thinking, please keep us safe, keep us safe. Until tomorrow, I'll be watching every shadow thinking, please keep us safe, keep us safe. Il pomeriggio si è chiuso con il roboante successo di Rombo dei Ghenta che tuona nell'handicap sul miglio riservato ai purosangue inglese di 3 anni. Alla sgabbiata Gribu dell'Algher volava al comando, immediatamente seguito da Rombo dei Ghenta che aveva in sella un attento Sandro Gessa, abile a mantenere sulle punte il cavallo sellato da Fabrizio Pinna. Gribu dell'Algher, che portava in groppa 65,5 kg, non cede la testa neanche sul tentativo di Piattuoro e con grande generosità si presentava ai 250 finali al comando. Ma dalla sua scia spostava Rombo dei Ghenta, che trova gli argomenti giusti per intavolare il suo primo successo in carriera. Con l'attacco da parte di
Rombo di Aigenta che mette una testa davanti, Rombo di Aigenta sempre in lotta con Gribu dell'Algher, Rombo di Aigenta che risolve a proprio favore. Gribu dell'Algher resisteva al secondo posto precedendo Wulfugar e Scraper. Rombo di Aigenta, nato in Sardegna, allevato dal signor Giovanni Battista Pintori, è un physique per motivator e regala il doppio di giornata al team di Fabrizio Pinna e una grande soddisfazione alla passione della scuderia della signora Giovanna Pinna. A fine gara le parole di Sandro Gessa, quelle di Cristian Pinna e del signor Antonio Ghiani, proprietario di Rombo di Aigenta. Sandro Gessa, porta il successo Rombo di Aigenta, era rientrato bene a 1200, sesto, e gli hai tolto anche la qualifica di maglia. Sì, bene, ma sai, del cavallo io ero abbastanza convinto perché a 1200 mi è venuta anche una corsaccia perché lui tirava, gli ho detto a Biccio fammi un po' galoppare meglio. A 1600 l'ho lasciato scorrere, mi sono messo coperto dietro il battistrada e poi ha fatto tutto da solo. Quindi tu con Aigenta c'è un bel film. Anche coi puri. Sì dai, meno male, anche con i puri con qualcuno di Aigenta ho vinto. Senti, che può allungare secondo te ancora? O un cavallo con... Ma guarda, secondo me 1600 è la sua vera. Sì. È la sua vera, poi ci può arrivare qua a 1800. Magari arriverà anche a 2000, però 1600 è il top. Ok, complimenti Sam. Grazie. Rombo di Aigenta, un cavallo che si è tolto oggi la qualifica di Maiden, l'avete rispettato, l'avete fatto riposare 2 anni, dopo il terzo posto a 1200, rientra a 1200, oggi a 1600 forse ha beccato il suo standard migliore. Sì, veniva da qualche acciacco fisico, però sapevamo che era un cavallo che poteva farci divertire. Oggi ci aspettavamo dei progressi, ce li ha dati. Nato e allevato in Sardegna, questo fa ancora più piacere un po' a tutti, perché quando batti anche gli importati vuol dire che la Sardegna c'è. Sicuramente, sono contento anche per l'allevatore Pintori. Senti, il futuro di questo cavallo? Adesso vediamo un attimo il programma e vediamo cosa ci offre. Bene, oggi quick double, le prime 2 del 2021, vi auguro ovviamente di trovarne altre lungo la stagione, in bocca al lupo per il futuro. Grazie, speriamo che continui. Antonio Ghiani, ai colori con la moglie Giovanna Pinna, e con i nomi io sono un po' così. Senti, Rombo di Aigenta, vi ha dato una bella soddisfazione, nato allevato in Sardegna, ci avete creduto su questo cavallo? Sì, ci ho creduto perché è un cavallo che ci ha dato un po' di problemi a Puledro, però l'ho aspettato, abbiamo avuto la pazienza di aspettarlo e alla fine ci ha ripagato perché sapevamo che era un cavallo che ci poteva far divertire e speriamo che sia la prima di una lunga sfilza di vittorie, dai, oppure l'importante è che ci faccia divertire, noi ci accontentiamo di poco, Bruno. Senti, era terzo lo scorso anno, poi l'avete un po' parcheggiato, come si suol dire, per aspettarlo, per vederlo. Sì, perché era un tardivone, era un cavallone che, ripeto, ci ha dato un po' di noi in allenamenti, allora abbiamo preferito aspettarlo un attimino, ai 3 anni diciamo, che maturasse un attimino. Un'ultima battuta, tu con Aigenta, anche con il puro sangue inglese, soprattutto con il puro sangue inglese, hai avuto altri cavalli se non sbaglio e ti hanno dato anche grandi soddisfazioni. Sì, puro sangue inglese sì, ne ho avuti tantissimi, ne ho avuto un paio, ho avuto Portofino anni indietro, poi ho avuto Enrico il Conte, poi ne ho avuto parecchi, Bruno, non mi viene neanche più, ho avuto Orbettello, ho avuto la Grigia, Master Sot, che anche lei è stata sfortunata, ho vinto e si è infortunata e l'ho messa fattrice. Che anche lei sull'allevamento di Aigenta gli ho dato lo stallone, anche a lei l'ho messa come fattrice. Si ritorna al successo dopo Enrico il Conte se non sbaglio, giusto? Sì, dopo Enrico. Complimenti. Grazie Bruno, grazie a voi.